Influenza, in Veneto la sorveglianza è sempre attiva, ma la situazione peggiora ogni giorno. Il bollettino delle vittime e dei ricoverati da venerdì sera è diventato purtroppo molto più lungo. Ieri pomeriggio abbiamo avuto altre segnalazioni di decessi e adesso siamo a 26 decessi e sono anche aumentati i ricoveri per casi gravi che sono arrivati a 132. Che fare? Correre ai ripari vaccinandosi e sperare di non ammalarsi nei 10-15 giorni necessari perché il vaccino faccia effetto. Non è che ci vacciniamo oggi e subito siamo protetti, questa l'informazione deve essere corretta, però è anche vero che di fronte a un andamento dell'influenza che presenta delle anomalie rispetto all'andamento che ha avuto nelle stagioni precedenti potrebbe anche essere utile e quindi protettivo vaccinarsi adesso. Vaccino obbligatorio per chi soffre di patologie croniche, ma l'appello della Regione è alle persone sane, perché abbiano senso di responsabilità verso gli altri, con buona pace di chi ha creduto nella controinformazione sui vaccini. La vaccinazione, l'ho detto più volte, è l'unico mezzo che ci permette di prevenire le malattie infettive e questa è la vera informazione. Sanità sempre in primo piano. Mentre a Mestre si chiudevano gli stati generali della sanità veneta, la CGA di Mestre ha annunciato le cifre dei debiti che le regioni avevano verso i fornitori della sanità al dicembre 2013. Nel caso del Veneto la cifra era di 2 miliardi. Oggi la situazione debitoria è sotto controllo, paghiamo i nostri fornitori a circa 60-70 giorni e lo stock del debito è sceso a 1 miliardo che è uno stock fisiologico.